Ben trovati su Comeback da Stefano Graziosi, il nostro appuntamento bisettimanale dedicato alla politica statunitense, a quelle che sono le vicissitudini dell'amministrazione Trump, in quelli che sono appunto i suoi rapporti un po' convulsi talvolta con gli altri poteri costituzionali statunitensi, dal Congresso alla Corte Suprema. Sullo sfondo resta ovviamente la crisi libica, di cui cercheremo di darvi aggiornamenti nel caso ce ne fossero. In parte per quanto riguarda il punto di vista americano, abbiamo affrontato la questione la settimana scorsa, cercando appunto di capire quali sono le dinamiche che sulla Libia stanno caratterizzando l'azione, o forse per meglio dire l'inazione momentanea almeno dell'attuale presidente americano. Ha parlato qualche giorno fa in un'intervista il senatore repubblicano del South Carolina Lindsey Graham, attuale forte alleato di Donald Trump appunto al Senato americano, che è stato possibilista di un intervento statunitense a fianco dell'Italia, per quanto si tratterebbe in caso di un intervento diciamo non esattamente a costo zero. Bisognerà vedere appunto se questa ipotesi si concretizzerà. L'abbiamo visto, Trump risulta ufficialmente schierato dalla parte dell'Italia a favore del governo di al-Sarraj, quindi il governo riconosciuto dall'ONU, però ecco, al momento non è che abbia mosso chissà quali pedine. Capiremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, se ci sarà un intervento forte degli Stati Uniti. La situazione l'avete visto anche precedentemente sul campo, ecco, non è particolarmente certa. Il generale Haftar, che sembrava alla testa di una marcia trionfale in procinto di espugnare Tripoli, in realtà sta incontrando più difficoltà del previsto dal punto di vista militare. Quindi insomma, ecco, sul piano del terreno di scontro Haftar non sta dando troppa prova di sé, mettiamola in questi termini. È ovvio che, come vedevamo la settimana scorsa, si tratta essenzialmente di un gioco di carattere internazionale dal punto di vista delle varie alleanze, che vedono da una parte con Haftar essenzialmente la Francia, la Russia, l'Egitto, l'Arabia Saudita, e dall'altra per l'appunto con Sarraj l'ONU, l'Italia, gli Stati Uniti, almeno a livello teorico il Qatar e la Turchia. Quindi insomma bisognerà capire che cosa succederà, tenendo sempre d'occhio le strategie della Casa Bianca sotto questo aspetto, perché come sovente accade in questo tipo di dinamiche, poi non è che all'interno tanto dell'amministrazione americana quanto dello stesso Congresso ci siano delle linee troppo univoche. Lo vedevamo la settimana scorsa. Di per sé Donald Trump, se potesse scegliere di testa sua esclusivamente, se ne starebbe a casa, però poi ci sono una serie di interessi anche di forze interne all'agone politico americano, in particolare il Senato, che in qualche modo lo stanno spingendo ad intervenire in maniera più risoluta, non solo per la questione ovvia dell'approvvigionamento energetico, ma più in generale perché
perché come in altri scenari più o meno similari, pensiamo soltanto alla Siria, ebbene anche la Libia dal punto di vista statunitense implica un problema, una dinamica di competizione geopolitica con la Russia, perché come dicevamo prima il presidente russo Vladimir Putin sta di fatto sostenendo Haftar in questo momento. Putin in realtà nega, dice ma no, io non sono né con Haftar né con Sarraj, voglio fare il mediatore, però insomma tutte le fonti dicono che il Cremlino ad oggi vedrebbe con miglior riguardo appunto il generale della Cirenaica. Questo appunto diciamo è la questione, la situazione sullo scacchiere libico, ma l'amministrazione Trump in questo periodo non è occupata solo su questo fronte, in realtà c'è anche un altro scacchiere che come quello libico, sebbene in misura differente, chiama sempre in causa anche il nostro paese. Questo è lo scacchiere europeo. Ne abbiamo già parlato nelle ultime 2 settimane dei rapporti più o meno problematici che Donald Trump intrattiene con alcuni stati europei. Questa sera magari cerchiamo di fare il punto per quanto riguarda una questione cruciale, che è appunto quella delle prossime elezioni europee. Le elezioni europee che si terranno, come sapete, il prossimo 26 maggio. Sulle elezioni europee, qual è la posizione dell'attuale amministrazione americana? Quindi capite, è un problema più specifico, più particolare, che in qualche modo va anche al di là delle dinamiche generali dei rapporti tra Trump e Bruxelles, dinamiche che comunque sotto questo profilo rientrano a pieno titolo. Ebbene, se andiamo a scorrere i tweet di Trump, se andiamo a leggere le sue dichiarazioni e quant'altro, diciamo che Donald Trump in questo momento non è che relativamente al problema delle elezioni europee si sia posto chissà quali domande. Non sembra essere in quanto tale un tema che lo appassioni più di tanto, se non fosse altro che appunto sul tema non è intervenuto granché, anzi per quanto mi risulta non ha proprio parlato di questa questione, di questo particolare aspetto della politica europea. Ciò nonostante, al netto di un apparente disinteresse rispetto a questa questione, è difficile credere che la Casa Bianca non stia seguendo passo dopo passo la campagna elettorale per le elezioni europee, ed è difficile credere che non abbia le sue speranze, i suoi candidati, come dire, preferiti, su cui teoricamente almeno poter puntare, o almeno poter sperare che possano avere una buona, comunque decisa affermazione il prossimo 26 maggio. E questo noi lo possiamo capire proprio partendo da quelli che sono stati i rapporti oltremodo problematici di questa amministrazione americana, che questa amministrazione americana ha intrattenuto negli ultimi 2 anni proprio con Bruxelles, proprio con l'Unione Europea. Rapporti, diciamo, caratterizzati da bracci di ferro, attriti, critiche, incomprensioni. Sia chiaro, già ai tempi di Obama le cose tra Stati Uniti e Unione Europea
non andavano benissimo. Ci sono alcuni commentatori, alcuni giornalisti nel nostro paese, non solo, che ogni volta che Trump litiga con qualche leader europeo o con qualche membro della Commissione europea, subito si stracciano le vesti e dicono: ah, che tempi barbarici. In realtà basta avere un minimo di memoria storica. Obama aveva diversi problemi, per esempio con Angela Merkel, magari non accentuati come li può avere Trump, ma c'erano. E prima di Obama non dimentichiamoci i rapporti profondamente burrascosi che caratterizzarono l'amministrazione di George W. Bush rispetto alla Francia di Chirac. Chirac fu uno strenuo oppositore dell'intervento americano in Iraq nel 2003. Bush e Chirac arrivarono proprio al litigio, uno scontro quasi frontale. Probabilmente le relazioni tra Stati Uniti e Francia raramente quantomeno hanno toccato un livello così basso, forse ai tempi di De Gaulle, ma comunque raramente. Ci fu addirittura, ricordo all'epoca, la proposta demenziale di un deputato repubblicano al Congresso americano, ovviamente, che in occasione di quella vera e propria crisi politica e diplomatica propose che alla mensa della Camera dei rappresentanti americana si cambiasse il nome alle patatine fritte, perché in America le patatine fritte sono chiamate French fries, e quindi per dare uno schiaffo a Chirac e a Parigi, a tutto, insomma, all'establishment di Parigi, questo propose di chiamarle Liberty fries, quindi togliendo l'aggettivo French. Appunto una proposta demenziale, ma che ci restituisce il quadro di rapporti profondamente deteriorati tra Parigi e Washington tra il 2003 e il 2004, quindi in occasione della guerra in Iraq. Ora, andando con ordine, se vogliamo, i motivi di recriminazione che questo presidente americano ha sempre presentato nei confronti dell'Unione Europea sono molteplici. Innanzitutto c'è la famosa questione commerciale. Una questione commerciale, come dire, atavica, perché Donald Trump dai tempi della campagna elettorale del 2016 critica l'Unione Europea, in particolare determinati paesi come ad esempio la Germania, per il loro surplus commerciale. E quindi Trump afferma che da parte dell'Unione Europea ci sarebbe una concorrenza sleale in svariati settori, soprattutto quello automobilistico, perché è quello che sta maggiormente a cuore a questo presidente americano, che non a caso ha la sua base elettorale negli Stati Uniti in territori legati all'industria automobilistica, penso soprattutto al Michigan. Ma la tensione commerciale tra le due realtà è riesplosa settimana scorsa, ne abbiamo anche parlato qui, con la nuova minaccia di dazi che Trump e il suo rappresentante per il commercio hanno avanzato contro Bruxelles, proporre appunto la tassazione, colpire con dei dazi circa 11 miliardi di prodotti europei importati, insomma, dal vecchio continente in America, prodotti che sono tendenzialmente generi alimentari, molti dei quali italiani. Una misura invocata come ritorsione per gli aiuti di Stato che il colosso europeo franco-tedesco Airbus riceverebbe, danneggiando, questa è la tesi della Casa Bianca, il colosso statunitense Boeing, senza poi dimenticare
e sempre qui ne abbiamo più volte parlato, i rapporti molto stretti che caratterizzano l'esecutivo americano e proprio la Boeing. Sono rapporti strettissimi perché la Boeing è tra i primi 5 contractor nel governo statunitense nel settore della difesa, e l'attuale segretario alla difesa americano, il capo del Pentagono, per quanto ad interim, è un ex dirigente proprio della Boeing. Quindi ci sono anche queste dinamiche che devono essere tenute presenti. E del resto, appunto, il principio della reciprocità commerciale è qualcosa che Trump rinfaccia da sempre all'Unione Europea, soprattutto alla Germania, ma non solo, e quindi ecco che questa recrudescenza commerciale in realtà si poggia su vecchie basi in qualche modo. L'altro elemento di scontro che caratterizza Trump nei confronti dell'Unione Europea è la questione geopolitica, e qui possiamo distinguere due piani, uno più generale. Trump ha sempre criticato fortemente l'Unione Europea per il suo approccio geopolitico multipolare. È per lo stesso motivo per cui questo presidente, ad esempio, non sopporta riunioni come quelle del G7. Perché? Perché Donald Trump ha uno stile negoziale molto pragmatico, da uomo d'affari, ed è uno stile negoziale che privilegia il rapporto bilaterale, quindi il rapporto tra due stati, piuttosto che mettere tutti intorno a un tavolo tipo riunioni di condominio per cercare di arrivare a un accordo che probabilmente non avverrà mai, o se avverrà risulterà appunto anacquato e inutilizzabile. Più nello specifico, poi, questo problema viene a concretizzarsi su tutta una serie di dossier che contribuiscono a scavare il solco tra la Casa Bianca e Bruxelles. Il primo di questi dossier è certamente Brexit. Su Brexit si sta consumando uno scontro sotterraneo tra Donald Trump e il presidente della Commissione europea Juncker. Perché? Perché mentre l'Europa con Juncker o con Donald Tusk stanno cercando in tutti i modi di far sì che la Gran Bretagna consumi un divorzio, per così dire, parziale o comunque molto anacquato rispetto all'Europa, tant'è che vorrebbero di fatto mantenere in piedi un minimo di unione doganale, Trump è invece uno sponsor della cosiddetta hard Brexit, cioè la rottura totale e definitiva di ogni legame tra Londra e Bruxelles. E questo è un tema su cui Trump sta battendo da più di un anno, da tutto il 2018, forse anche prima. Perché? Perché Trump sostiene che se Londra divorziasse in maniera definitiva e dura, appunto ci fosse questa hard Brexit, Londra potrebbe avere le mani libere per siglare un trattato commerciale bilaterale direttamente con Washington, ed è quello che Trump effettivamente auspicherebbe. Ricorderete che quest'estate, per esempio, Trump addirittura spinse la premier, cioè consigliò, ecco, alla premier britannica Theresa May di fare causa all'Unione Europea. E pochi giorni fa, nel tira e molla tra la May e Juncker, Trump ha twittato contro quella che lui ha definito l'eccessiva durezza dell'approccio europeo rispetto alla Gran Bretagna nella questione Brexit. Quindi Donald Trump sta cercando in tutti i modi da un anno e mezzo di far deragliare letteralmente le trattative per una soft Brexit, perché in questo modo lui mirerebbe a ricomprendere, tra virgolette, la Gran Bretagna all'interno dell'orbita
politico-commerciale statunitense, secondo quelli che sono e che erano i vecchi crismi della special relationship, della relazione speciale particolare tra Washington e Londra. Pensiamo al rapporto di fortissimo legame tra Bill Clinton e Tony Blair negli anni 90, o al fortissimo legame che caratterizzò Ronald Reagan e Margaret Thatcher negli anni 80, fino addirittura a risalire alla seconda guerra mondiale nel rapporto tra Churchill e Franklin Delano Roosevelt. È quel modello lì, sotto certi aspetti almeno, che Trump avrebbe in mente, anche per colpire quell'Unione Europea che a lui, insomma, lo stiamo vedendo adesso, non è che apprezzi poi più di tanto. Il tema però non è soltanto relativo all'Unione Europea come Bruxelles, come istituzione in sé, ma è qualcosa che nell'ottica di questo presidente americano chiama direttamente in causa il cattivo rapporto che lui intrattiene con l'attuale sistema di potere europeo e con l'attuale establishment, di cui Juncker è semplicemente la punta dell'iceberg. E quindi Donald Trump sa benissimo che quel sistema poi ha delle radici profonde che poggiano i propri piedi su una serie di stati membri che hanno tutto l'interesse a mantenere in vita quel sistema di potere, quell'establishment che attualmente governa l'Europa. E stiamo ovviamente parlando dei due principali azionisti sotto questo aspetto dell'Unione Europea, che sono la Germania e la Francia. Germania e Francia con cui questo presidente americano intrattiene rapporti a dir poco problematici. Con la Germania, lo abbiamo visto in parte poco fa, Trump alla Germania rimprovera principalmente il surplus commerciale e ha chiesto a più riprese alla cancelliera tedesca Angela Merkel di rispettare il principio della reciprocità commerciale. La questione Airbus è solo un esempio di questo, insomma, come posso dire, di questa, della cornice all'interno di cui Trump sta cercando di muoversi da 2 anni a questa parte rispetto ad Angela Merkel. Senza poi dimenticare che Trump ha un consigliere al commercio, Peter Navarro, che è molto critico della Germania e considera appunto Berlino, l'economia di Berlino, come una delle principali cause della rovina economica di stati americani fondamentali, proprio come il Michigan. E torniamo qui sempre alla questione commerciale che vede in primo piano il settore automobilistico. Ma la critica a Berlino, la critica alla Merkel, la critica allo stesso partito della Merkel in realtà va al di là della semplice questione commerciale, perché chiama anche in causa non solo il gioco di alleanze che la Germania si coltiva al di fuori dell'Unione Europea, quindi soprattutto un progressivo avvicinamento alla Russia per questioni di approvvigionamento energetico, per esempio, ma anche perché Donald Trump sostiene, questo da tempo immemore, anche questo dal 2016, dai tempi della campagna elettorale, che la Germania non farebbe abbastanza la sua parte per sostenere la NATO dal punto di vista economico. Quindi questo ha portato il presidente a criticare a più riprese Angela Merkel, cosa che ha fatto anche pochi giorni fa il vicepresidente Mike Pence. Ma la Germania è solo una parte del problema, perché sull'altro versante c'è appunto la Francia, di cui parleremo a brevissimo dopo un breve intervallo. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net.
Guardiamo un momento i dati degli ultimi anni, quanti migranti sono arrivati in Italia. 2016 181.000, 2017 119, avrebbero superato forse i 200.000. Onestamente il ministro Minniti a metà giugno ha dato una stretta sulle ONG, polizia a bordo, eccetera. 2018 finora 20.000. Noi abbiamo fatto mese per mese per fare un parallelo migliore con l'anno scorso. Allora, giugno 2017 23.000, soprattutto prima del 20, dell'intervento di Minniti, diciamo. Giugno di quest'anno 3.000. Luglio, ecco, questo è il primo parallelo omogeneo, 11.400 contro 1.969. Agosto 3.920 l'anno scorso, 2.521. Settembre sono risaliti 6.282 l'anno scorso contro i 242 di quest'anno, che ti sono aggiornati a ieri. Allora abbiamo chiesto con i nostri sondaggisti, che sono 40.000 in meno, sì. A occhio. Sì. Quindi vuol dire che volere è potere. Ci dicevano non si può fare niente, non si può fare. Volere è potere. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Buonasera, ben trovati su Comeback, il nostro spazio dedicato alla politica americana. Questa sera stiamo cercando di ripercorrere non solo quelli che sono i rapporti problematici tra Donald Trump e l'Unione Europea, ma cercheremo adesso anche di capire la possibile posizione dell'attuale presidente americano rispetto alle elezioni europee che si terranno il 26 maggio. Se volete intervenire, il numero da fare è 02 66 20 3529. E quindi dicevamo, non solo la Germania rappresenta il grande rivale di Trump dal punto di vista europeo, ma anche la Francia di Emmanuel Macron. Inizialmente Trump e Macron sembravano andare d'accordo, poi in realtà sono iniziati i dissidi. Fondamentalmente questi due presidenti non riescono a intendersi su un elevatissimo numero di dossier, anche abbastanza dirimenti, dai rapporti con l'Iran, per esempio, ai famosi accordi sul clima di Parigi, accordi da cui Trump si è sfilato ormai un anno e passa fa, per cui questo è un altro grande tema che certifica la distanza tra la Casa Bianca e l'Eliseo. Inoltre, a livello più strutturale, quello che Donald Trump sembra non amare troppo del presidente francese, questo suo malcelato iperattivismo attraverso cui Macron vorrebbe in un certo qual senso assumere un po' il ruolo, la figura, l'immagine di guida dell'Europa, di leader dell'Europa, approfittando, guarda caso, della debolezza interna riscontrata da Angela Merkel. E inoltre l'altro grande principio, l'altro grande elemento che Trump non sopporta è fondamentalmente l'asse carolingio, cioè l'asse franco-tedesco, quell'asse che è stato rinnovato a gennaio scorso attraverso il trattato di Aquisgrana, questo trattato un
un po' controverso, che ne abbiamo parlato nelle scorse puntate, un trattato bilaterale tra Parigi e Berlino, che mira un po' a compattare nuovamente appunto la storica alleanza tra queste due nazioni. Trattato problematico sia dal punto di vista interno dell'Unione Europea, perché in un certo senso diciamo così esclude tutti gli altri paesi all'interno di quello che dovrebbe essere un consesso geopolitico fondato sull'approccio multilaterale, ma crea anche problemi al di là dell'Atlantico sotto certi aspetti, perché, come abbiamo detto, Trump, non apprezzando di per sé l'asse carolingio, ovviamente un simile trattato non può che in un certo qual senso irritarlo. Ricordiamo sempre che la questione Airbus, di cui abbiamo parlato prima, sì, è una questione formalmente europea, ma di fatto è una questione specificamente o principalmente franco-tedesca. Quindi c'è, come dire, una differenza abbastanza sostanziale sotto questo aspetto, ed è proprio nell'ottica di questa critica all'asse carolingio che Trump ha più volte rispedito al mittente la proposta tanto della Merkel quanto di Macron di arrivare a creare addirittura un esercito europeo. Trump questa linea l'ha sempre fortemente bocciata, in questo senso è anche spalleggiato dal punto di vista interno da una buona parte dell'establishment di Washington, che non vuole ovviamente che la NATO possa in qualche modo indebolirsi, e però ecco che nell'ottica del presidente americano questa critica feroce alla proposta di un esercito europeo rientra nel più generale quadro di una presa di distanze rispetto alla volontà di leadership che Emmanuel Macron sta cercando di imporre con ben magri risultati. Dico Macron soprattutto perché anche la Merkel lo porta avanti questo progetto, ma Macron è il principale sponsor. Mi dicono dalla regia che c'è una telefonata. Prego. Abbiamo sentito in diretta, è caduta. Caduta la linea. Speriamo richiami. Intanto proseguiamo. E quindi niente, quindi questi sono, come dire, i vari dossier, i vari elementi che ci mostrano come Donald Trump, rispetto a questo potere europeo, a questo establishment europeo, a questo indirizzo europeo, che può essere, diciamo, ricondotto al binomio Merkel-Macron, appunto all'asse carolingio, in tutto questo Donald Trump non ha un'eccessiva simpatia per questa Europa, e ciò quindi in qualche modo ci legittima a interrogarci su quello che è, diciamo, il tema della puntata, vale a dire Trump che cosa si aspetta dalle elezioni europee di maggio. Nella fattispecie Trump che cosa auspica? Per quanto non si sia espresso in maniera troppo diretta, e questo lo abbiamo visto prima, ci sono però degli indizi, e questi indizi in un certo qual senso si richiamano sia a quanto abbiamo appena analizzato, qui tutti i vari rapporti poco chiari e soprattutto poco amichevoli con l'attuale establishment europeo, ma dobbiamo anche interrogarci sui principali leader politici che si sfideranno in Europa a maggio. E se noi andiamo a dare un'occhiata a quello che è il variegato fronte sovranista che in Europa sta iniziando la sua campagna elettorale in questi stessi giorni, noi notiamo subito che almeno in passato, quindi astraendo dall'attuale e incipiente dinamica elettorale, ci sono stati insomma dei legami o comunque delle fasi di apprezzamento anche piuttosto forti.
Innanzitutto, ovviamente Donald Trump, lo sapete, ha espresso nei mesi passati un certo apprezzamento per Matteo Salvini e lo ha fatto soprattutto su una questione particolare sulla politica migratoria. Trump ha apprezzato fortemente la stretta sull'immigrazione avviata da Salvini nel 2018 perché Trump ha di fatto utilizzato quella politica all'interno, in patria, negli Stati Uniti, durante il periodo elettorale delle elezioni di metà mandato del 2018 che si sono tenute lo scorso novembre, periodo elettorale ovviamente caratterizzò tutta l'estate e un pezzo dell'autunno del 2018. Di fronte al cambio di rotta imposto dall'Italia in tema di immigrazione, Trump in patria ebbe un argomento in più per portare avanti la sua linea dura di contrasto all'immigrazione clandestina, soprattutto per quel che riguardava e riguarda tutt'oggi il confine meridionale con il Messico. Ricordate che abbiamo adesso la telefonata, riprendo a breve. Prego. Buonasera. Buonasera. Sono Claudio, chiamo dalla provincia di Novara. Buonasera. Desideravo semplicemente fare una domanda. Sì. Ricordo che Trump andò a Varsavia, se non vado errato, il 12 giugno del 2017, se non mi ricordo male, e praticamente sdoganò il cosiddetto trimarium, cioè l'asse messo in atto dai paesi dell'est, per cui i tre mari, Baltico, Mar Nero e Adriatico, venivano a essere collegati da questi paesi che finivano col fare, diciamo, una piccola Unione Europea dentro l'Unione Europea. Ecco, desideravo, se era possibile, un suo parere. Di nuovo, grazie. Grazie. Dovrebbe esserci un'altra telefonata, mi dicono. Prego. Pronto? Buonasera. Buonasera. Mauro da Reggio. Buonasera. A Preziosi io vorrei chiedere una cosa. Graziosi. Graziosi. Sì. Riguardo a Bannon, che è Sì. stato uno degli artefici della campagna elettorale di Trump e poi era stato inglobato nel suo governo. È morale comune che sia stato cacciato, ma siamo poi così sicuri che sia vero che è stato cacciato? Non potrebbe essere una mossa che ha fatto Trump per metterlo in Europa, visto quello che sta facendo, per riuscire a disgregare sempre di più questa Europa? Grazie. Chiarissimo, grazie. Allora, Donald Trump, cerco di rispondere alla prima domanda innanzitutto. Donald Trump sta cercando, anzi ha già creato un asse, almeno in parte, con i paesi dell'est, un cosiddetto blocco di Visegrad. E questo noi lo vediamo soprattutto per quanto riguarda la Polonia, che ha una tradizione profondamente non solo anticomunista ma anche anti-russa. Lo vediamo con Kaczynski, per esempio, e poi lo vediamo anche con Orban. Non dimentichiamo che ad aprile, mi pare il 4 aprile, comunque questo mese in realtà, quindi pochi giorni fa, una decina di giorni fa, Ungheria e Stati Uniti hanno siglato un trattato di cooperazione nel settore della difesa. Ora, questo asse con Visegrad è un asse, come dire, ambivalente dal punto di vista americano, perché chiama in causa il rapporto con la Russia. Visegrad, si dice spesso, è un blocco antirusso. Io dico sì e no. Sicuramente c'è una forte componente antirussa, in particolar modo la Polonia. Ma già con Orban le cose sono un po' più complicate. Quando è stato siglato questo accordo nel settore della difesa 10 giorni fa, molti commentatori, anche in parte a ragione, per carità, hanno detto
è un accordo Trump-Orban in funzione anti-Putin. Ripeto, in parte ci può stare, però poi Orban, non dimentichiamoci, che all'interno di quel blocco è molto filoputiniano. Con la Russia intrattiene dei rapporti economici anche sul versante finanziario abbastanza, come dire, abbastanza forti, abbastanza solidi, per cui questo è uno dei temi che caratterizzerà proprio queste elezioni europee e quello che ne uscirà. Se pensiamo al partito, al gruppo europeo, quello dei conservatori, di cui fa parte Kaczynski, ma anche la Meloni per esempio, ecco lì c'è un problema nel rapporto con la Russia, perché ci sono sensibilità differenti rispetto a Putin. E quindi abbiamo per esempio la Meloni che non è così critica verso Putin, laddove Kaczynski invece ha una posizione diciamo un po' più dura. Ci dicono che c'è un'altra telefonata, quindi rispondo dopo alla seconda. Grazie. Pronto? Buonasera. Ah, buonasera Stefano. Buonasera. Buonasera. Allora, io la prendo un po' più dal largo, un po' più da lontano. Sì. Seguivo per la televisione oggi. Ha notato che Putin molto gentilmente ha permesso di portare il corpo della super spia, via dicendo, poi ha parlato assieme a Assad, il presidente della Siria. Sì. Io quasi mi viene da pensare, secondo lei, dalla sua esperienza, ma secondo me Trump e Putin sotto non fanno l'amaretta contro l'Europa? Punto interrogativo, perché Putin ha la Cina alle spalle, il che non è facile il discorso, ha 1 miliardo e 300 milioni dietro che spingono. Trump all'Europa non dico contro, ha più soltanto l'Inghilterra se vogliamo. E poi c'è l'altro discorso, il discorso globale, cioè quello energetico, perché adesso tutti sono alla caccia di tutto. Grazie Stefano, arrivederci. Grazie mille, arrivederci. Questo capitolo Bannon, il capitolo Bannon è abbastanza, diciamo così, anche quello è abbastanza complicato. Io credo che Bannon sia stato uno straordinario stratega elettorale. Nel 2016, quindi ai tempi delle presidenziali americane che portarono Trump alla Casa Bianca. È stato oggettivamente un fenomeno al di là di come la si possa pensare, e sul fronte della strategia elettorale, della stessa vittoria del 2016, Trump deve ringraziare molto Bannon. Il tema fu quando poi entrò nello staff presidenziale. Nello staff presidenziale Bannon ha avuto 2 problemi, cosa per cui poi è saltato, e non credo che Trump lo abbia cacciato, si è trattato più forse di una separazione consensuale. Però aveva 2 problemi Bannon. In primo luogo il rapporto controverso, il rapporto burrascoso con la figlia di Trump, anche lei nello staff, Ivanka. Secondo i ben informati, i rapporti tra Bannon e Ivanka Trump erano pessimi, perché Bannon rappresentava, come dire, la destra, banalizzando un po' dello staff presidenziale, una destra anche piuttosto dura in un certo senso. Bannon, sapete, un lettore tra l'altro di Evola, che è stato in qualche modo anche l'ideologo a suo tempo del movimento sociale italiano, e lui l'ha rivendicata sempre questa cosa. Ivanka invece nell'ambito dello staff presidenziale ha sempre rappresentato e continua a rappresentare l'ala liberal, progressista, glamour, newyorkese. I due pare si odiassero, e Bannon ha scontato non tanto l'ostilità di Donald Trump quanto appunto di Ivanka. L'altro problema che ha caratterizzato il Bannon di governo, se così possiamo definirlo, fu che lui si voleva ritagliare la funzione di ideologo dell'amministrazione.
Questa era la sua, ed è un po' il lavoro che sta cercando di continuare a fare in Europa, se ci pensate. Cioè lui adesso in Europa vuole creare un istituto culturale in una Certosa addirittura, che in qualche modo dia una sistematizzazione del pensiero che è alla base di molti movimenti sovranisti, euroscettici, che in questo momento sono un po' caotici, e lui dice: io vi do la possibilità di sistematizzare il tutto proprio dal punto di vista programmatico, intellettuale, potremmo dire filosofico. Ebbene, questo ruolo di ideologo che lui si voleva ritagliare dentro lo staff di Trump non l'ha ripagato molto, perché Trump è un presidente molto poco ideologico, è un pragmatico, questo poi indipendentemente da come la si possa pensare. Il pragmatismo, io credo che abbia sempre rappresentato e rappresenti per Trump il grande punto di forza, ma anche il grande punto di debolezza, perché comunque l'elemento ideologico talvolta è necessario, non deve mai prendere il sopravvento, ma talvolta è necessario. Quindi il pragmatismo solo, spesso e volentieri, non basta. E quindi in un clima di quel genere è ovvio che, insomma, Bannon sotto questo aspetto non sia durato tantissimo. Ora sta portando avanti questo suo progetto in Europa. Bisogna capire quanto effettivamente sia in questo momento legato alla Casa Bianca. È uscito un libro recentemente legato al mondo della destra italiana che critica fortemente Bannon, perché dice: Bannon in realtà è una sorta di, come dire, di cavallo di Troia dell'imperialismo americano, che vorrebbe in qualche modo prendersi l'ala sovranista riconducendola sotto l'America. Io non so se le cose stanno così. Fondamentalmente però, ecco, io non so quanto forte sia il legame attuale che Bannon intrattiene direttamente con la Casa Bianca. Non so, io non credo sinceramente che sia una pedina nelle mani di Trump inviato per muovere lo scacchiere europeo. Potrei sbagliarmi, ma francamente non lo so. C'è un richiamo di Bannon a Trump dal punto di vista, come dire, ideale, ideologico, questo sì. Ma quello che dico io è: non so quanto il legame politico concreto oggi sia presente tra i due. Infine il problema di Putin, che è un problema che caratterizzerà appunto le elezioni europee e il post elezioni europee. Sicuramente Putin e Trump, se potessero fare di testa propria, cercherebbero un dialogo, cercherebbero una distensione, e non sono così sicuro che in questa distensione l'Europa, almeno l'Unione Europea, così come è congegnata oggi, avrebbe chissà quale ruolo. Questo francamente non lo so. E se voi andate a vedere appunto le posizioni delle principali conformazioni sovraniste in Europa oggi, le grandi differenze rispetto ai rapporti con la Casa Bianca non stanno tanto nelle relazioni con Trump, perché tendenzialmente quasi tutte le conformazioni sovraniste hanno una simpatia per Trump, ma la differenza risiede nei rapporti con la Russia. Se voi vedete ad esempio la Lega oppure il vecchio Front National di Marine Le Pen, si tratta di forze politiche che puntano e auspicano un dialogo e una distensione tra Washington e Mosca. Laddove, ad esempio, nel raggruppamento dei conservatori, dove è la Meloni, lì la situazione, lo accennavo prima, è più problematica, perché ci sono alcuni partiti lì, come quello della Meloni, come Fratelli d'Italia, che tutto sommato non è antirusso, è più freddo magari rispetto a Putin, ma non è antirusso.
E ci sono poi altri partiti come Diritto e Giustizia, quello polacco, che al contrario con i russi per motivi storici hanno determinati problemi, quindi sono sì trampisti ma non sono putiniani. E poi il paradosso dei paradossi lo troviamo proprio nel Partito Popolare Europeo. Il Partito Popolare Europeo, che è un crogiuolo di contraddizioni in questo momento, perché al suo interno, sulla questione Trump e sulla questione Putin, in realtà ha almeno, e dico almeno, due anime, e sono due anime inconciliabili. Io sostengo, sarò smentito dai fatti, che per questa ragione, ma anche per altre, il PPE come lo conosciamo oggi è finito. Queste elezioni, sia che vinceranno i sovranisti, sia che andranno bene gli altri, chiunque, il PPE secondo me è destinato a spaccarsi, perché qualsiasi scenario possa produrre queste elezioni, in realtà la parte sovranista andrà con i sovranisti e la parte establishment andrà con l'establishment, quindi con quella che è l'alleanza con i socialisti, con i verdi, con i liberali, eccetera. E dico questo perché dentro il PPE ci sono delle posizioni appunto molto distanti. E cito nuovamente il caso di Viktor Orban. Orban di fatto in questo momento è stato sospeso dal PPE, quindi formalmente è in questo limbo. Ecco, bisognerà vedere come si concluderà la vicenda. Da parte del PPE questa sospensione temporanea è una mossa abbastanza ipocrita, perché avrebbero voluto cacciare Orban, non lo hanno fatto perché il suo partito ungherese in realtà porta numerosi voti al PPE, quindi lo hanno messo in quella posizione appunto di limbo indefinita. Ma Orban, appunto, pur stando nel PPE, ha ottimi rapporti, lo vedevamo prima dell'ultima telefonata, tanto con Donald Trump, ribadisco il trattato di cooperazione nel settore della difesa siglato 10 giorni fa, quanto con Vladimir Putin. Quindi è ovvio che un profilo come quello di Orban, dentro il posto che resti nel PPE, mettiamo questa ipotesi, non può non creare divisione dentro un partito in cui c'è tutto il contrario di tutto, perché va da sé, se il PPE dopo le elezioni sceglie di andare con i sovranisti, Orban probabilmente verrà reintegrato e resterà dentro, ma nel momento in cui il PPE scegliesse di andare con i socialisti, fare l'union sacrée contro i sovranisti, va da sé che Orban o lo cacciano o se ne va lui. Quindi questo è il grande tema. In realtà, tornando al tema e chiudendo appunto il tema della trasmissione, il problema è che il trumpismo, se così vogliamo definirlo, è trasversale non solo ai vari partiti sovranisti in Europa, ai vari raggruppamenti sovranisti in Europa, ma è trasversale anche all'interno di quei partiti o alcuni di quei partiti che sono partiti di establishment, come appunto il PPE stesso. Quindi il grande tema dirimente, non tanto e non solo di queste elezioni, ma di ciò che uscirà da queste elezioni, sarà capire quale rapporto si instaurerà nei prossimi 2 anni tra Washington e Mosca, perché è all'interno di questo quadro che si giocheranno gli equilibri dell'Europa appunto dei prossimi anni, su dossier svariati, dossier geopolitici che vanno dall'Ucraina passando per la stessa Libia. Io per questa sera vi saluto, cedo la parola a Pierluigi Pellegrin dopo di me e vi do appuntamento a giovedì prossimo sempre alle 18 con Comeback. Un saluto da Stefano Graziosi. Comeback. Avete ascoltato Comeback. Polenta di rock, ogni domenica